Sabato 18 luglio, San Federico di Utrecht, vescovo. È il 199° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 166 al termine. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:56. La luna si leva alle 10:31 e tramonta alle 22:58. Solennemente inaugurato il nuovo ponte di Rialto. I lavori erano iniziati il 9 giugno dell'anno precedente sotto la direzione di Andrea da Ponte, che l'aveva anche in parte ideato. Si ricorda che nel 1554 avevano presentato progetti per il ponte Michelangelo Buonarroti, Andrea Palladio, il Vignola, Sansovino, Vincenzo Scamozzi e Alvise Baldù, ossia i più celebri architetti del tempo. Le previsioni per domani. La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Avremo quindi un'alternanza di piogge e rasserenamenti. Tuttavia, sulle Dolomiti nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Temperature in calo.